6 mesi di carcere per possesso di sostanze stupefacenti, condannata oggi in Arabia Saudita la 23enne hostess di Resana Ilaria De Rosa, rinchiusa da quasi 40 giorni in un carcere a Jeddah. Travolto da un camion in retromarcia mentre stava lavorando, tragico infortunio per un operaio sessantenne di Piove di Sacco, il dramma lungo la A4 a Brescia. Dal governatore Zaia al coordinatore veneto di Forza Italia Flavio Tosi, la politica veneta si prepara all'addio a Silvio Berlusconi, domani in Duomo a Milano e il partito degli azzurri riflette su un futuro tutto da decifrare. Monta intanto la polemica sul lutto nazionale proclamato per domani da Mogliano, un 42enne lancia una petizione per revocare la decisione, un omaggio sbagliato dice. Polemiche a Jesolo sulla mancata revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini, il sindaco parla di un fatto storico, l'ANPI insorge, bisogna prendere le distanze da questo regime. In calo le vendite di frigoriferi, una settimana di cassa integrazione nello stabilimento Electrolux di Susegana, i sindacati preoccupati, mai così tanti giorni consecutivi. Le celebrazioni a Padova per Sant'Antonio raccontate nella lunga diretta non stop di Rete Veneta, in migliaia sono arrivati in Basilica, molti anche a piedi per dimostrare la propria devozione. Buonasera, eccoci in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dal caso dell'hostess trevigiana arrestata in Arabia Saudita più di un mese fa per detenzione e spaccio di droga. Oggi è stata pronunciata la sentenza di condanna, 6 mesi di reclusione. È stata condannata Ilaria De Rosa, l'hostess 23enne di Resana, in cella in Arabia Saudita dallo scorso 5 maggio con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata in cui si sperava nella risoluzione del caso e nel rapido rientro in Italia della ragazza, i giudici del tribunale di Jeddah hanno invece riconosciuto colpevole Ilaria, condannandola a 6 mesi di carcere, una pena in ogni caso più lieve rispetto a quella pronunciata nei confronti degli altri imputati condannati a 1 anno e mezzo di reclusione. In aula al momento della sentenza la sorella di Ilaria, Laura, arrivata a Jeddah nei giorni scorsi e ammessa alla presenza dei giudici come uditrice. Speravamo magari di averla a casa che prima, però l'importante è adesso avere una data che possa venire a casa. Il problema delle ultime settimane, come già detto, è che non c'erano notizie, quindi per chi la conosce, per i familiari in particolare, cioè non avere notizie era veramente un'attesa snervante. Adesso il fatto sono 6 mesi, sono tanti, è vero, però l'importante è che si abbia una data quando viene a casa. La giovane hostess della compagnia lituana Avion Express è rinchiusa in carcere dunque da 40 giorni. Del suo caso si era interessato personalmente il ministro degli esteri Antonio Tajani, che grazie alla firma di un apposito protocollo aveva ottenuto di concedere alla ragazza di scegliere un avvocato locale tra una rosa di nomi suggerita dal consolato italiano. Sul caso era poi calato il silenzio. Oggi la condanna, le cui motivazioni si conosceranno solamente all'atto del deposito tra 5 giorni. Nelle 3 udienze i testimoni di quella serata in villa, finita con l'arresto della 23enne e degli amici che erano con lei, hanno ribadito l'innocenza di Ilaria, posizione questa sostenuta dalla ragazza fin dall'inizio, ma i giudici le hanno comunque inflitto la condanna a 6 mesi. Va ricordato che in Arabia lo spaccio è punito addirittura con la pena di morte. Il suo caso è stato seguito da vicino da Farnesina e dal console italiano a Jeddah Leonardo Costa. L'auspicio del sindaco di Resana Bosa è che la giovane possa ora scontare la pena in condizioni adeguate. Sì, speriamo che venga trattata come vengono trattati qui in Italia, quindi speriamo che anche in Arabia ci siano gli stessi trattamenti che avvengono qua nei nostri carceri. 6 mesi, ripeto, sono tanti, però abbiamo la notizia che viene a casa. Fin qui la vicenda di Ilaria De Rosa. Veniamo alla morte di Silvio Berlusconi. Il nostro sondaggio di questa sera, il cui esito vedremo poi al Ring, vi chiede dopo la morte di Berlusconi Forza Italia secondo voi rischia di sparire? Per rispondere di sì come sempre 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690 e poi in prima serata dalle 21:15 al Ring vedremo come la pensate. Dal governatore Zaia al coordinatore veneto di Forza Italia Tosi, la politica veneta si prepara a partecipare all'addio a Berlusconi domani in Duomo a Milano. Intanto appunto il partito degli azzurri riflette su un futuro tutto da decifrare.
Che sarebbe stata una giornata particolare lo si è capito subito. La previsione dell'enorme massa di persone pronte a riversarsi a Milano in Piazza Duomo per l'addio a Silvio Berlusconi ha spinto lo stesso vertice regionale di Forza Italia a sconsigliare agli esponenti azzurri di recarsi in ordine sparso nel capoluogo lombardo, scegliendo invece la strada di rappresentanti scelti per evitare il caos. Ci sarà ovviamente Flavio Tosi, ora leader veneto degli azzurri, ci saranno i parlamentari della nostra regione, ancora in incertezza tra i coordinatori provinciali. 20.000 posti previsti in piazza davanti al Duomo, ma il numero di presenti domani alle 15 sarà decisamente molto più alto, tanto da impegnare per tutta la giornata il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza in Prefettura a Milano. E mentre oggi il Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini ha dedicato un minuto di silenzio alla memoria del Cavaliere, la Regione domani sarà sicuramente in Duomo con il presidente Luca Zaia, che ieri sera a Focus si diceva ancora scosso per la scomparsa del fondatore di Forza Italia. Mi ha destabilizzato e ancora in questo momento non mi sembra sia vero. Un rapporto particolare, un legame forte e una selva di ricordi, come quando lo stesso Zaia, per ribattere i detrattori di Berlusconi, racconta della sua generosità, rievocando un episodio avvenuto durante la visita al Veneto alluvionato nel 2010. E mi ricordo che ci incrociammo assieme un disabile in carrozzina che usciva da un garage pieno di fango. Parlò assieme, stavamo lì assieme io e il presidente Berlusconi con questo disabile, e dopo qualche giorno mi disse: fammi una cortesia, verifica se gli sono arrivati i soldi, nel senso che lui aveva deciso di dare una mano personalmente, sentito il caso, la storia di questo disabile. Domani l'addio, ma il futuro di Forza Italia si gioca già da ieri. Scomparso il padre nobile, chi guiderà un partito già in forte difficoltà? Io penso che Berlusconi nasca e muoia con se stesso, cioè nel senso un personaggio talmente unico nello scenario nazionale e internazionale che non può essere comparato con nessuno, e anzi faremmo del male a qualcuno se lo comparassimo. Oggi esistono delle bravissime persone che stanno avendo ruoli importanti anche di governo, e ho ricordato Tajani, ma ne potrei ricordare altri all'interno del governo che stanno facendo molto bene. E se fosse un altro Berlusconi? Marina Berlusconi, per esempio? Al momento questa opzione non è sul tavolo, per cui noi ci concentriamo a lavorare e mantenere gli impegni che abbiamo preso con gli italiani a tutti i livelli, con i personaggi che oggi governano il nostro partito. Penso che l'idea di una Marina Berlusconi in politica sia un'idea che negli anni ha solleticato molto la fantasia di tutti noi. Se poi un giorno succederà, penso che tutti noi faremo un sorriso e ricorderemo anche il padre che tanto ha fatto per tutti noi. E non mancano le polemiche contro la soluzione dei funerali di Stato e del lutto nazionale per Berlusconi, come il senatore del PD Andrea Crisanti, che in una nota spiega: comprendo con sincera empatia il dolore che la scomparsa di Silvio Berlusconi crea non solo nei suoi affetti personali ma anche nella sua comunità politica, ma non posso non esprimere la mia ferma contrarietà ai funerali di Stato, che ritengo inopportuni, così come al lutto nazionale. Berlusconi, scrive Crisanti, è stato un uomo politico che ha ricoperto importanti ruoli istituzionali e condizionato la vita politica dell'Italia, ma non dobbiamo dimenticare, aggiunge, che alcune sue azioni non hanno avuto alcun rispetto per lo Stato che rappresentava. E l'appello a revocare il lutto nazionale per Silvio Berlusconi arriva anche da Mogliano, dove è stata lanciata una petizione su change.org contro la decisione presa per i funerali del fondatore di Forza Italia. Oltre 1.500 le firme raccolte in poche ore. Questa solennità e questo riconoscimento non sono adatte per questa figura, è veramente un omaggio sbagliato, va contro la verità storica su Silvio Berlusconi. Una questione di principio, una presa di posizione doverosa. La racconta così Lorenzo Brutti, 42enne informatico di Mogliano, la decisione di lanciare su change.org una petizione per chiedere la revoca del lutto nazionale nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi. Una scelta vissuta come una beffa, se si pensa al passato anche recente. In Italia il lutto nazionale non è stato proclamato per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Invece, spiega Lorenzo, si è deciso questo omaggio per quello che nel testo della petizione si definisce uno spregiudicato utilizzatore finale dello Stato e del Parlamento, che più volte ha sfruttato per emanare leggi che lo proteggessero dai procedimenti penali a suo carico. Una nota, insomma, stonata. Stonata perché offusca tutte le ombre che hanno fatto parte della storia politica di Berlusconi e sembra un tappo per mettere a tacere qualsiasi memoria futura sulla sua figura.
è stata una figura molto divisiva tra chi lo sosteneva e chi era contrario alla sua visione politica. In questo modo è un velo che nasconde ulteriormente tutte le ambiguità. La petizione è partita in queste ore, nessuna velleità di cambiare il corso delle cose, ma una presa di posizione che resta chiara: dire no a una beatificazione giudicata umiliante per il Paese. L'abbiamo lanciata sapendo comunque che non cambierà le cose, ma per esprimere dissenso nei confronti di questa decisione. Ovviamente non cambieremo il protocollo, non riusciremo a raggiungere l'obiettivo della petizione, ma è comunque importante sentirsi liberi di poter dissentire. E polemiche a Jesolo sulla mancata revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. In questo caso il sindaco parla di un fatto storico, l'ANPI replica: bisogna prendere le distanze da questo regime. Lo scorso 25 aprile ANPI ha chiesto al comune di Jesolo di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, ma il sindaco ha respinto la richiesta al mittente. Abbiamo accolto con stupore la richiesta da parte dell'ANPI di revocare la cittadinanza a Mussolini, perché riteniamo che sia più uno spot che un atto concreto di vicinanza democratica. Ricordo che la precedente amministrazione, che era sostenuta anche dal Partito Democratico e che evidentemente aveva una sensibilità forse maggiore alla mia sul tema, non ha ritenuto di accogliere la stessa richiesta. Quindi se le motivazioni che stanno nel fatto che probabilmente al tempo la cittadinanza onoraria è stata data da tutte le amministrazioni comunali, la quasi totalità. L'amministrazione sostiene che si tratti di un atto storico che non può essere giustificato con i parametri del presente e che non si possa cancellare quanto fatto nel periodo fascista. ANPI però replica. Noi non chiediamo di cancellare la storia né di demolire edifici di epoca fascista, chiediamo al sindaco di Jesolo, alle istituzioni di Jesolo di compiere oggi un atto dall'alto valore simbolico pienamente antifascista, revocando una cittadinanza onoraria che poi peraltro non fu una scelta dell'allora cava Zuccherina. Ecco, bisogna prendere distanze da questo regime. Bezzotti ribadisce poi la sua posizione nei valori del 25 aprile e lancia una controproposta. Io la vicinanza ai valori democratici della Costituzione la dimostro giorno per giorno. L'ho fatto il 25 aprile partecipando in prima persona alle celebrazioni, dicendo delle cose molto chiare sull'irreversibilità della scelta democratica. Tra l'altro le mie parole erano state al tempo anche apprezzate dall'ANPI locale, quindi non capisco la polemica di oggi, ma anzi io faccio un passo avanti. Piuttosto che togliere, io propongo di aggiungere. Perché non dedicare uno spazio della nostra città agli eroi della resistenza iesolani? La cronaca: travolto mentre stava lavorando lungo l'autostrada A4, un infortunio mortale sul lavoro si è verificato oggi intorno alle 10:15 in un cantiere in cui si stavano effettuando delle asfaltature. Siamo appunto in A4 all'altezza di Lonato, in provincia di Brescia. Un operaio di 60 anni residente a Piove di Sacco è morto travolto da una macchina asfaltatrice sotto un cavalcavia. I colleghi hanno subito cercato di soccorrerlo avvisando prontamente i soccorsi, ma sul posto gli operatori del 118 al loro arrivo non hanno potuto fare altro che verificare l'avvenuto decesso dell'uomo, con la dinamica dell'incidente che è ora al vaglio della polizia stradale nella fattispecie di Verona. A Susegana, nel Trevigiano, ora, visto il calo di vendite di frigoriferi, è stata prevista una settimana di cassa integrazione nello stabilimento Electrolux ed è la prima volta nella storia dell'azienda. Doccia gelata, anche perché nelle precedenti incontri avevano sì significato una difficoltà di mercato, ma non di queste dimensioni. 10 giorni di cassa integrazione ordinaria per almeno 1 migliaio di lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana. Notizia che arriva a pochi giorni dall'accordo raggiunto tra sindacati e azienda per un pacchetto di investimenti per 110 milioni fino al 2026 nel sito produttivo trevigiano. Ora la comunicazione della CIG legata ad un calo significativo delle vendite di frigoriferi. Avevano previsto inizialmente 750.000, poi 700, poi 670, adesso 640.
e quindi i numeri sono significativi e adesso cominciano a preoccupare, perché finché fai un giorno di cassa, 2, ogni tanto ha anche sulle retribuzioni un peso, adesso sono 8-9 giorni consecutivi e questo falciderà in maniera pesante la retribuzione nel mese di giugno. Dopo la giornata di lunedì scorso, cassa integrazione dal 15 al 26 giugno. Tanti giorni consecutivi così non ho ricordi personali. Breda spiega come le cause siano diverse, da un lato immobilieri che si stanno fermando per la recessione europea in corso, mentre in Italia si sentono gli effetti della frenata del super bonus edilizio 110%. A livello nazionale il sindacato dei metalmeccanici ha proclamato 4 ore di sciopero il 7 luglio nei settori particolarmente in crisi, ma prima di questa data ci saranno altri 2 importanti appuntamenti. Il 20 di giugno hanno convocato un tavolo sull'elettrodomestico al Ministero e non escludo che la spinta che arriverà da tutte le parti, aziende e sindacati, sia quello di vedere, di riprendere, di fornire degli interventi industriali, di politica industriale che favoriscano la ripresa e il rilancio dei vari settori. E poi il 26 è già convocato le RSU, la rappresentanza dei lavoratori, per un nuovo incontro per fare il punto dei nuovi livelli che eventualmente arrivano. Ora ci fermiamo per un rapido break, torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo subito a Padova con le immagini in diretta della processione di Sant'Antonio per le vie della città, giornata questa dedicata alle celebrazioni naturalmente per la festa del santo più amato e che raccoglie più devoti al mondo. Vediamo le immagini che arrivano da Padova. Ecco la statua di Sant'Antonio che viene portata, viene condotta in processione, lo vedete, nel veicolo appositamente predisposto che avevamo visto anche oggi durante i nostri collegamenti in diretta dalla città del Santo. Migliaia davvero i fedeli che sia oggi si sono recati in Basilica, provenienti dappertutto, davvero dall'estero, dall'Italia, dal Veneto, chi è arrivato a piedi, e adesso vedete moltissima gente che sta seguendo a piedi la processione per le vie della città in questa giornata di celebrazioni. Queste le immagini che arrivano da Padova. Allora noi adesso andiamo a vedere invece il servizio che ha realizzato la nostra redazione e poi il nostro vice direttore Ferdinando Avarino proprio da Padova, con celebrazioni iniziate alle 5 del mattino con l'apertura delle porte della Basilica. Vediamo. Buongiorno e buon martedì 13 giugno, comincia dunque la festa di Sant'Antonio, siamo collegati da Padova, come vedete già in tantissimi hanno raggiunto il sagrato della Basilica in questa giornata di festa. Cominciamo ad avvicinarci anche perché è il momento, come vedete, dell'apertura del portone che dà il via ufficiale alla festa di Antonio. Buongiorno a padre Antonio Aramina, apertura ufficiale del portone, quindi si comincia. Esattamente, un giorno di grande festa, possiamo finalmente aprire le porte della Basilica. A noi piace leggerlo come un grande abbraccio che Sant'Antonio già sin dal primo mattino fa verso tutti i pellegrini che sono venuti qui da lui. E come ogni anno sono in tantissimi già qui. Posso chiedere a qualcuno da dove venite? Siete venuti a piedi? Siete venuti a piedi da dove? Da Cambroso di Codevigo. Cambroso di Codevigo, quindi quanti chilometri li ha calcolati? Sì. Quanti sono? Sono 23 chilometri giusti. Piedi da Dolo, sì, noi da Dolo. Per essere i primi? 17, sì, da un po' di anni che ormai facciamo questa camminata, questo pellegrinaggio. Per partecipare alla prima Santa Messa? Esattamente, sì. Va bene. E adesso sono partito dalla Madonna della Salute, ieri pomeriggio, e sono arrivato adesso. Qui non solo il padre rettore ma anche padre Giancarlo Zamengo, siete venuti a vedere l'infiorata?
È sempre un capolavoro veramente bella, poi rappresenta il miracolo di Sant'Antonio che predica i pesci, quindi siamo perfettamente nel tema del giugno antoniano di quest'anno. Siamo arrivati ieri sera verso le 7 e abbiamo lavorato tutta la notte, abbiamo dormito forse un'ora, siamo tornati a casa nelle famiglie che ci ospitano e ora siamo qui. Sono sempre stata devota a questo santo che elargisce miracoli. Da dove arrivate? Este. Sì. Quindi avete fatto a piedi? 32 chilometri. Da Veggiano. Sì, noi veniamo provincia di Padova. Padova, sì. Sì. E come è venuto a piedi? No, sono venuto con la moglie. Dov'è la moglie? Venga qui moglie, venga qui. Noi veniamo sempre qui. Sì, veniamo ogni anno. Venite sempre alla prima messa? Sì, sono venuta. Prima, insomma. Sono venuta per tanti anni a piedi. Ma adesso Siamo in un luogo particolare, perché insomma molti di voi ricorderanno per esempio quella croce realizzata con i barconi e poi questa statua meravigliosa di Lorenzo Queen, figlio di Anthony Queen, che era devoto a Sant'Antonio. Proprio Lorenzo Queen ha voluto realizzare questa bellissima rappresentazione di questo rapporto, questo legame che unisce Sant'Antonio al Signore attraverso di lui, quindi Sant'Antonio mediatore di grazie, questa mano che si tende verso chi viene qui in visita alla Basilica per aiutarci a incontrare poi il Signore nella nostra vita. Perché questa è la mano che viene stretta da molti fedeli o pellegrini, no? Che magari arrivano qui nel chiostro. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, tra poco l'edizione di Venezia. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al meteo. La pressione si mantiene piuttosto bassa sul nostro territorio, attendiamoci ancora una locale instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 14 giugno. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, precipitazioni di pomeriggio sui monti, si tratterà poi di rovesci che potrebbero giungere fino alle zone pedemontane e pianeggianti limitrofe. Temperature simili a martedì, minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 23-26 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà pressoché identica, tempo ancora incerto in montagna, dove saranno probabili dei temporali, maggiore presenza di sole altrove e verso la costa. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 25-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite più probabili nel corso della mattinata, alternate ad annuvolamenti e temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.